Adesso do la parola al professor Salattin, che ringrazio di aver accolto il nostro invito. Il professor Salattin è stato preside dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e è stato incaricato, ha presieduto una commissione incaricata dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza di un'analisi sul problema della dispersione e di formulare anche delle proposte. Il rapporto è stato pubblicato nel giugno del 2002, quindi è recentissimo, lo trovate sul sito del Garante, vi suggerisco di leggerlo perché c'è una prima parte in cui c'è proprio il resoconto di tutto il lavoro fatto, ci sono poi anche delle testimonianze, insomma degli esempi, perché è anche importante cercare di capire come si può affrontare questa cosa in un'ottica, lo ribadiva anche Antonello, l'abbiamo detto anche nel nostro documento, dove un'istituzione non fa da sola, insomma c'è bisogno di ricercare anche nel territorio. Professor Salattin, grazie. Buongiorno a tutti, si sente? Sì. Grazie dell'invito, che è una delle prime volte che faccio una presentazione pubblica del rapporto, perché poi è uscito in contemporanea di un periodo insomma non felicissimo, ecco, a ridosso della fine dell'anno scolastico, eccetera. Poi c'è stato l'intervento del Ministro con la distribuzione, è stata citata, del primo tranche di 500 milioni del PNRR, in cui le scuole sono viste affidatarie di progetti che magari non avevano ancora ben maturato, insomma, perché girando per le scuole molti mi hanno detto non sappiamo bene cosa fare, insomma, però insomma l'aspetto positivo è che ci sono delle risorse per la prima volta, insomma, vediamo di... Allora il tempo che ho a disposizione mi permette sostanzialmente solo di fare un po' una sintesi. Tocco dei punti che magari non sono poi ripresi dagli altri relatori, ecco, per esempio tutto il tema interno alle scuole, visto che poi ci sono degli interventi dopo, lo lascio un attimino sullo sfondo. Io ho anche fatto un articolo che doveva uscire, no, per la rivista dell'istituzione, quindi lo metto a disposizione, insomma, se volete, ecco, renderlo pubblico e sintetizza più o meno quello che è stato fatto. Allora, fisicamente il rapporto, una volta stampato, si presenta in queste condizioni, perché ormai leggiamo forse le cose che sono stampate, meno della mia generazione, più che quelle che si leggono sono 230 pagine e quindi c'è materiale per riprendere anche spunti che sono già stati introdotti abbastanza prima tutti, insomma, ecco. Allora io provo a dire 3-4 cose, come è nato questo rapporto, questo studio, poi quali sono i dati, i contenuti principali emersi, alcuni sono stati citati, i modelli interpretativi, è stato citato uno, e poi l'indicazione per le politiche di prevenzione e contrasto. Siccome l'agenzia, diciamo così, il nome esatto è autorità, no? Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ha come compito soprattutto di sollecitare i decisori, chi governa, la parte più importante è quella relativa alle raccomandazioni, insomma, che abbiamo cercato di fare, lo dico subito, con delle schede molto analitiche che dicono come si possono fare le cose, cosa si è fatto prima, quali potrebbero essere gli obiettivi, con chi si fa, quanto costerebbe e dove si vanno a prendere i soldi. Quindi magari possono dire che proprio non c'è nessuno che dice cosa si può fare, quando, come, no? Visto che sostanzialmente le risorse vengono dal PNRR, ma anche dai fondi strutturali dell'Unione Europea, dai bilanci che possono esserci a livello statale, regionale e quant'altro, insomma. Quindi non ci sono alibi per fare le cose, cioè le cose si possono fare, al di là dell'iniziativa, come sempre dal basso, che caratterizza il sistema scolastico italiano, cioè nonostante manchi una regia del sistema, le cose comunque si fanno, però capite che si fanno con degli esiti
che sono spesso casuali, a seconda di quel posto, di quel dirigente, di quello staff di insegnanti, di quel contesto, eccetera, mentre questo tocca i diritti, insomma, una roba, possiamo andare avanti sempre così alla buona. Il rapporto, come è stato detto, è stato presentato al mese di giugno, in realtà il lavoro è cominciato 15 mesi prima, è un lavoro abbastanza lungo perché intanto abbiamo dovuto cercare di mettere a fuoco questo fenomeno, è stato ricordato, complesso, in cui i dati sono un po' ballerini, cioè abbiamo questa idea, no? Soprattutto nelle comparazioni internazionali dove si confronta pere con mele, insomma, quindi bisogna dirlo. Quindi la situazione della scuola italiana è sì complicata, ci sono delle grosse difficoltà, però bisogna distinguere bene, per esempio, l'arco di età di riferimento, chi sono questi dispersi, insomma, altrimenti viene fuori tutta. E quindi questo è stato un primo lavoro. Poi quello più importante è stata una serie di audizioni, ne abbiamo fatte 35, sia con esperti che con associazioni, rappresentanze, comprese quelle dei dirigenti scolastici, ma anche del terzo settore, eccetera, eccetera, che nel rapporto sono segnalati. Importante è stato anche il confronto con gli studenti, perché quello per me è stato uno dei momenti più significativi, cosa pensano gli studenti, e qui è venuto fuori, ad esempio, che loro sono molto meno indulgenti di noi, di voi. Dire che su alcune cose, insomma, bisogna che ci sia anche l'impegno degli studenti stessi, nonostante i condizionamenti e le altre diversità. Allora, qui, anche se non vedete, più o meno serve per dirvi com'è strutturato, insomma, sono 5 capitoli. Nel primo abbiamo cercato di mappare un po' il fenomeno, nel secondo indagare un po' le cause, nel terzo analizzare le pratiche di prevenzione e contrasto, e nel quarto le indicazioni sulle politiche pubbliche, partendo dal confronto con altri 2 rapporti sulla dispersione scolastica, cioè non è che questa roba qui la scopriamo adesso, insomma, ci sono atti parlamentari negli anni precedenti, nel decennio precedente, fino al 2018 l'ultimo, in cui si diceva che cosa si sarebbe dovuto fare, ma la roba è rimasta lì. Quindi abbiamo ricordato al decisore: ricordati che ti era stato detto cosa potevi fare, ma l'hai lasciato lì. Questo è. E poi il quinto sono le raccomandazioni analitiche, qui sono 7, abbiamo cercato di sintetizzare i 7 raccomandazioni che adesso vediamo rapidamente. Poi trovate negli allegati tutta una serie di documenti per chi vuole andare in dettaglio, con anche proposte più specifiche che possono tornare utili anche rispetto a iniziative che avete in corso, insomma, di confronto, qualche stimolo che può darsi possa arrivare. Gli obiettivi che l'autorità aveva era quello di individuare anzitutto le cose che funzionano, cioè processi partecipati, strumenti e buone prassi che possano prevenire e arginare quella che, tra virgolette, chiamiamo dispersione scolastica. Adesso ci ritorniamo. Poi, se era possibile individuare uno o più modelli di intervento, noi abbiamo individuato più di un modello, i modelli sono plurali, quindi c'è la soluzione, ci sono molte soluzioni, e poi formulare raccomandazioni, indicazioni per il governo e per tutti quelli che hanno a che fare, giù fino alle scuole e alle famiglie, ovviamente. Ecco, è venuto fuori un insieme di cose, di cui, come dicevo, il primo punto era quello di chiarificare sul piano semantico interpretativo cos'è sta roba detta dispersione, insomma, no? Perché in prima approssimazione di solito si intende per dispersione la mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione e formazione da parte dei giovani in età scolare. Questa è la prima approssimazione così che viene anche riportata, ad esempio, anche
nei testi del nostro Ministero dell'Istruzione. E naturalmente questa cosa qui si presenta in forme molto variegate, poliedriche, io ho usato anche il termine caleidoscopio per alcuni versi, insomma, perché ha poi effetti sul breve, sul medio periodo, alcuni i quali sono misurabili, altri meno, e quindi si presenta in varie forme, insomma, no? Possiamo vedere le parole, insomma, evasione in Italia è abbastanza piccola, io ho avuto modo di studiarla anche in altri paesi fuori dall'Europa, invece è molto consistente, no? Questa fortunatamente si è ridotta, però c'è, cos'è venuto fuori la nostra indagine per quanto riguarda alcune minoranze, come i Sinti, i Rom, eccetera, è una all'ordine del giorno lì, addirittura c'è anche l'invisibilità fisica, cioè non risultano all'anagrafe, mi dicevano molti dirigenti scolastici che lavorano in quei contesti lì, cioè non sono registrati, sono clandestini, diciamo così, è una roba incredibile. Ecco, poi le ripetenze, l'abbandono, questa è la versione più ricorrente, l'insuccesso a vario titolo, insomma, possiamo immaginare, e poi abbiamo cominciato a vedere come ci sia forti affinità anche con gli studi più recenti che ci sono stati, la povertà educativa ovviamente, col fenomeno dei NEET, e lì andiamo verso l'arco di età fino ai 29 insomma, anni, e poi abbiamo cercato di vedere anche il pendant della dispersione, no? Ecco, quindi il termine riuscita e successo formativo dovrebbero essere invece i criteri con cui noi andiamo a leggere le cose, poi ritorno un attimo. Sulle accezioni, diciamo che quella delle comparazioni internazionali è quella early school leavers, insomma, no? Quelli che abbandonano precocemente la scuola. Però questa roba qua è riferita ai ragazzi tra i 18 e i 24, per cui tutte le comparazioni europee si svolgono su questo indicatore e non sono esattamente quelle che noi o anche il Ministero mappa per quanto riguarda dalla scuola primaria in su, almeno per il pezzo dell'obbligo che va dai 6 ai 16, insomma, ecco, questo è un po' in ogni caso, per questo dato qua in Italia sono poco più di 500.000 di giovani, attualmente attorno al 13%, è in calo. Se vedete il quadro europeo, ho messo qui la freccetta sotto per quanto riguarda l'Italia è qui, su questa cosa qua vedete che come sempre possiamo ringraziare in questo caso la Spagna, la Romania, che ci aiutano, no, a non essere, io dico sempre nei convegni internazionali, vado sempre a salutare questi colleghi a seconda dei dati, grazie che non siamo ultimi, scusate, ecco, queste un po' sono le, ecco, allora, questo dato qua è quello che è anche dentro negli indicatori europei dei sistemi. Il nostro Ministero, sapete che ogni anno vengono fuori i dati, invece valuta gli abbandoni complessivi. C'è dentro nei dati che pubblica il Ministero i famosi 5 tasselli della dispersione, praticamente quello che succede durante il primo ciclo e poi verso il secondo ciclo, no? E cosa è che può capitare. Il dato che è stato riportato prima dei 110.000 che abbandonano è riferito al calcolo di questi passaggi, cioè quali è che vanno fuori della classe normale di riferimento per l'età, oppure proprio abbandonano fisicamente la scuola. Ovviamente questi dati sono trascurabili nel primo ciclo, però se dopo li andiamo a vedere dal punto di vista geografico non sono così trascurabili e aumentano nel secondo ciclo, soprattutto quando finisce l'obbligo, diciamo così, e in particolare in alcuni settori.
queste due figure, quella alla vostra sinistra dice più o meno la dispersione nella scuola secondaria di secondo grado, dove ovviamente i numeri sono un po' più alti geograficamente. È chiaro che qui sono in valore assoluto, per cui la Lombardia, che ha 10 milioni di abitanti, evidentemente ha un colore più scuro, che ne ha di più, però in percentuale sono di meno, ma vedete la Campania, la Sicilia e la Sardegna sono quelle realtà dove il fenomeno, come veniva ricordato prima, è quello più consistente. Guardando invece agli indirizzi di studio sempre del secondario e secondo grado, intuitivamente sappiamo che il fenomeno riguarda un po' meno i licei, riguarda un po' di più soprattutto l'istruzione professionale, e naturalmente queste medie nascondono realtà molto più complesse se le disaggreghiamo dal punto di vista diciamo regionale e dei subindirizzi. Per esempio un dato che spesso viene trascurato negli istituti professionali è l'indirizzo che ha più dispersione è quello che ha più successo, che è quello del settore alberghiero della ristorazione. Primo perché numericamente gli istituti professionali alberghieri sono quasi il 50% di tutta l'istruzione professionale. Secondo perché l'attrattività che hanno avuto questi indirizzi anche a seguito di fenomeni mediatici, insomma, no? Masterchef, eccetera, eccetera, appena poi i ragazzi si accorgono che bisogna lavorare sodo di sabato, di domenica, di sera, eccetera, eccetera, cominciano rimorsi, pentimenti e abbandoni, insomma, no? Ecco, quindi questo è un quadro abbastanza importante. Ecco. Quindi, grosso modo, il Ministero ci dice queste cose qui monitorate, il fenomeno è gradualmente in riduzione per fortuna. Qui dovrei aprire un capitolo, abbiamo analizzato il ruolo del Covid su tutta questa faccenda qua e intuite che siano aumentati i dati sulla dispersione anche a seguito delle date e tutte queste cose qua, ma lì c'è un focus specifico che adesso non abbiamo. L'altro sguardo, diciamo, è quello già accennato della dispersione implicita, soprattutto l'ha analizzato gli Invalsi, cioè quelli che arrivano al termine del percorso annuale o del ciclo, che ottengono anche un diploma, ma le cui competenze non corrispondono a quelle che dovrebbero essere, cioè sanno molto di meno di quello che dovrebbe essere il livello di riferimento del diploma poi anche che formalizza questa cosa qui. Ecco, in questo grafico preso dall'attuale presidente Roberto Ricci vedete in colori differenziati, quello più scuro è quello della dispersione implicita, l'altro dispersione esplicita, cioè quella che risulta dai dati che abbiamo detto prima, e i riferimenti a livello regionale di quello che succede. Ovviamente questo andamento dell'implicita è diciamo abbastanza simile a quello dell'esplicita, ma aumenta ancora, cioè stiamo parlando di un anno e mezzo, 2 di differenza equivalente al termine di un ciclo di studi, non poca roba. Quindi vuol dire che non abbiamo garantito i diritti fondamentali alla padronanza delle literazie, anche se qui consideriamo sostanzialmente sugli altri Invalsi solo 3, e quindi cosa che ha a che fare un po' con l'italiano, comprensione di testi, matematica, una parte matematica, lingua straniera, sono 3 elementi importanti comunque, no? E io lo vedo sempre sul non garantire diritti agli studenti. Se tu hai la sfortuna di nascere in alcune aree geografiche, in quella scuola, frequenti quel contesto, diciamo la tua sfortuna può aumentare se ne hai già una magari di origine familiare. Quindi questo è molto importante, e è uno sforzo che va fatto e non sta nelle statistiche diciamo tradizionali neanche a livello europeo, quindi questo è un dato qualitativo secondo me su cui dobbiamo lavorare molto. La seconda parte del rapporto cerca di indagare un po' le cause. Sostanzialmente quello che viene fuori è che sicuramente c'è
un ruolo della scuola a vario titolo nel diciamo, andare a ratificare, diciamo, talora anche ad aumentare, abbiamo visto in molti casi, la situazione, però la base di riferimento è una base di tipo socio-economico e culturale. Ecco. Quindi questo è un tipico fenomeno, veniva ricordato prima, in cui le cause sono molte e stanno molto prima dell'ingresso al sistema formativo e molto condizionate dai contesti. Ecco, lì sono indicati alcuni elementi di questi contesti e quindi occorre tenere presente, insomma, questa dimensione, il contesto di inserimento scolastico e poi le caratteristiche individuali della persona. No? Per esempio, gli studenti, quando li abbiamo intervistati, non hanno trascurato anche le caratteristiche individuali, cioè quella che poi dice non ha voglia di studiare, non voglio studiare, no? Ecco, ma perché non vuole studiare? Ecco. E ovviamente qui l'analisi può essere anche fatta con le comparazioni a livello europeo e qui ho ricordato qua insomma i dati che abbiamo visto prima dagli indicatori. Abbiamo visto una correlazione ovviamente positiva purtroppo con i NEET cosiddetti. Anche su NEET si sarebbe da aprire tutto, sto facendo adesso uno studio anche con altri colleghi, statistica e altre, su quali sono, anche lì c'è secondo me una sovrastima del fenomeno perché non si precisa bene, qui il range è 15-29, quell'altro era il 6-16, quell'altro è il 18-24, capite? Quindi dopo bisogna stare attenti a non mescolare le cose, però insomma una correlazione indubbia c'è. E in IT le percentuali sono quelli che hanno fatto molto abbandoni precoci, percorsi irregolari e cose di questo genere. Sulle interpretazioni, veniva accennato prima, questo fenomeno qua, ecco qui ci siamo impegnati abbastanza. Il rapporto l'ho coordinato io, ma le due colleghe che hanno collaborato con me sono la Paola Milani, che è la coordinaria di pedagogia e famiglia all'Università di Padova, forse molti conoscono, e poi l'Alessia Pipitone, che all'epoca era una dirigente scolastica, adesso è diventata dirigente di un servizio comune di Roma e che lavorava su un CPA e quindi aveva un fronte di quelli in un quartiere periferico romano diciamo era la festa della dispersione, insomma, ecco, dal punto di vista purtroppo. Ecco, quindi qui abbiamo cercato di analizzare un po' le varie prospettive dal punto di vista un po' più poliedrico, diciamo così, e con molta attenzione da un lato alla precocità del fenomeno e dall'altra all'intreccio dei contesti rispetto anche alle risposte che ci sono scolastiche, ma soprattutto anche dell'extrascolastico, i servizi socio-educativi e tutte le cose che ci sono. L'approccio è stato ricordato anche prima, che abbiamo privilegiato quello bioecologico dello sviluppo perché è secondo noi quello che poteva dare più diciamo più spiegazioni, insomma, no? Alle molteplici cause, tenendo percorso sotto controllo l'arco di vita, perché poi abbiamo tirato fuori anche degli studi sugli effetti a lungo termine anche su giovani adulti e anche nell'ingresso nel mondo del lavoro. Sono delle correlazioni molto interessanti dove esistono le indagini diciamo longitudinali, cosiddetto. Per esempio abbiamo confrontato una ricerca in Canada che arriva fino a seguire fino ai 35 anni, hanno i dati perché non c'è il problema della privacy come qua in Italia, quindi possono dare sì, codice cittadino, codice allievo fino a dove arriva, ed è interessante insomma vedere la connessione. L'altro aspetto che abbiamo cercato di proporre è, e questa è un po' l'indicazione anche delle agenzie internazionali, in particolare l'UNESCO, quella di cercare di andare a vedere le cose dal punto di vista di due elementi, la riuscita e il benessere, cioè è partendo dal positivo che va letto il negativo, no?
avevamo addirittura chiesto all'autorità garante di cambiare il titolo, no? Che di dispersione dall'idea di una roba negativa come un destino inerziale, quindi ci possiamo solo parzialmente difendere, no? Ecco, anche gli insegnamenti di Giancarlo Cerini eccetera ci hanno spinto a questa riflessione. Allora qui ho riportato due degli schemi, uno della teoria di Bronfenbrenner, no? Per quanto riguarda i vari livelli diciamo, gioco, contesti, famiglia, classe, diciamo, addirittura si parla di setting religioso, del gruppo dei pari, dei vari livelli dal microsistema al grande sistema, perché se le cose si leggono lungo tutto l'arco della vita, allora abbiamo l'incidenza delle varie cause. Ma questo non per esentare la scuola dalle sue responsabilità, ma per trovare la chiave di risposta nelle alleanze fondamentali. Ecco, questo è il punto. L'altro schema alla vostra destra è sui cosiddetti ambienti abilitanti l'apprendimento dell'UNESCO, e quindi dal bambino, famiglia, comunità alla scuola, classe e agli altri ambienti di apprendimento, e poi l'intero sistema educativo. Ecco, sono due sguardi, uno se volete più disteso sul fattore tempo e l'altro sui contesti, che dovrebbero dare delle chiavi, secondo noi, delle chiavi interpretative del fenomeno. E il terzo schema che vi propongo è questo che riguarda i livelli di intervento, no? Tra la combinatoria tra le policy a livello nazionale, europeo e internazionale, che adesso sono anche collegate alle fonti di risorse, di finanziamenti che possono essere messi in campo, con ovviamente l'interesse nei microsistemi territoriali che possono essere favoriti o non favoriti da politiche coerenti. Ecco. Ovviamente gli assi di intervento sono tre: quello della promozione degli elementi che giocano per i fattori abilitanti, diciamo, dei contesti positivi, quello della prevenzione, diciamo quello dell'intervento, insomma il contrasto. Ecco, però prima del contrasto bisogna fare di tutto per lavorare sulla prevenzione, diciamo, no? E sulla costruzione di questi fattori abilitanti. Ecco, questo è un po' è anche il suggerimento che viene anche dagli ultimi documenti dell'UNESCO e con le raccomandazioni che l'UNESCO ha fatto sulle politiche educative per l'Italia. Su queste politiche, ecco, c'è però una specificità italiana. Allora, noi siamo specialisti nel cambiare, garantire la massima discontinuità delle politiche nel tempo. Cioè, proprio siamo campioni, io penso, dal punto di vista, ci piace sta roba qua. Ogni ministro che arriva si inventa, vediamo su tutte le robe, no, basta pensare agli esami di Stato, ok, ognuno ci fa la sua. Quindi non è che diciamo, questo è un punto di debolezza che è italiano, ce lo dobbiamo dire, insomma, ecco, questo, cioè, non è che gli altri hanno meno problemi di noi eccetera, però hanno messo in piedi delle politiche che abbiamo anche esaminate, dove si fanno le cose che sono state decise. Ecco, il problema nostro è che non si fanno le cose che sono state scritte, poi deciderle diventa ancora più. Questa è la cattiva notizia. La buona notizia è che abbiamo invece un'opportunità. Le risorse PNRR sono una, ma non solo queste, e questa roba qua capiterà da qui ai prossimi 3-4 anni. Dobbiamo agganciare questo treno, ecco, nel modo giusto, più opportuno, ecco. E qui facciamo riferimento alla prima distribuzione di risorse, quei pro e contro che sono stati detti. Chiudo con le 7 raccomandazioni, dove, ripeto, per ognuna di queste c'è una scheda analitica che dice, diciamo, l'abbiamo un po' presa anche ragionando sulle politiche che nel PNR ci sono 2 missioni che ci interessano di più, no? La missione 4 è quella che riguarda scuola e università, ma anche la missione 5 che riguarda le politiche sociali, no? Ecco, dentro lì ci sono delle politiche, ad esempio la Child Guarantee o altre, che l'Italia ha mutuato e che hanno fornito anche dei buoni criteri
per definire e muoversi come cosa fare. Quindi siamo andati a leggere tutte le proposte del PNR, tutti i piani già presenti in Italia, per dire cosa c'è che è già cantierato o previsto e dove le cose possono essere agganciate per non ripartire ogni volta da zero. Facciamo l'esempio per la scuola, no? Tutti gli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia vengono citati prima, 06, le linee pedagogiche per un sistema integrato, fino alle politiche del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che diciamo ha già tradotto molte cose in piani che riguardano più i servizi dei comuni, per dire, che riguardano iniziative anche fuori della scuola. Quindi per ognuna di queste raccomandazioni c'è questa mappatura che parla di appunto obiettivi specifici, azioni, tempi, risorse attivabili con tutti i documenti di riferimento. Penso che possa essere qualcosa di utile. Ecco, i 7 punti sono: investire nel sistema integrato dei servizi socio-educativi e dei servizi educativi 06, questo è fondamentale perché lì si coltivano le prime differenze negative, perché poi le differenze sono anche positive da un altro punto di vista. Ecco, e qua abbiamo fatto riferimenti anche ai piani. Secondo è promuovere la piena partecipazione dei genitori ai servizi 06 nella scuola, cioè il tema dei genitori e anche l'intervento sulla formazione degli adulti, tra cui i genitori, è decisivo in molti casi per guadagnare l'alleanza, perché spesso le famiglie sono qualcosa che è del tutto assente, invece sono decisivi. E qui sono indicati anche aspetti specifici, qui sono solo i titoli, anche nei punti che sono messi, e poi ci sono schede tagliate che dicono. Il terzo, avete segnalato prima, è potenziare l'orientamento degli studenti fin dal primo ciclo di istruzione, che questo intercetta un'altra delle riforme PNRR. Per il momento è stato fatto solo il tratto dalla scuola secondaria di secondo grado all'università, adesso manca il secondo pezzo, teoricamente entro il 31 di dicembre dovremmo avere la riforma, io non ho ancora visto niente, speriamo bene. Ecco, però sì, mi auguro, e la cosa che a noi interessa è che si cominci, basta pensare che l'orientamento di genere si comincia a scuola d'infanzia, non è che è una roba che facciamo alla fine a terza media. Ecco, quindi questo, qui ci sono delle cose molto specifiche, dietro le righe qui c'è il confronto con le buone prassi, chiamiamole così, che abbiamo fatto e che abbiamo messo dentro quello che funziona per le classi ponte o cose di questo genere che vengono fatte. Quarto è potenziare interventi specifici differenziati nella scuola. Questo è il punto in cui è l'intervento dentro il sistema formativo, ecco, e qui potete poi agganciare quello che verrà detto anche dopo, insomma, no? Per quanto riguarda la dimensione anche dell'innovazione, ecco, la discussione che abbiamo avuto è il ruolo dell'equipe dei servizi multidisciplinari, cioè quanto è in tutto sulle spalle degli insegnanti e quanto devono essere, per esempio, dobbiamo fare come fanno gli altri paesi europei, avere anche figure specializzate che intervengono. Non si può caricare tutto sugli insegnanti che loro possono fare un lavoro molto forte sulla didattica, ma poi alcuni interventi richiedono servizi specialistici che collaborano strettamente con la scuola. Qui abbiamo citato anche i LEPS, quelli che riguardano i servizi sociali, socio-educativi, molto importanti. La quinta riprende misure in altri paesi europei, ad esempio la Francia, cioè istituire zone speciali zone di educazione prioritaria con condizioni nelle aree più fragili dei paesi di incentivazione e sostegno anche per chi ci lavora là, insomma, per gli insegnanti, i dirigenti scolastici, attraverso potenziamento, anche differenziazione salariale o cose di questo genere, perché il fattore tempo ci obbliga a intervenire in modo molto rapido, massiccio, mirato. Il sesto è intervenire sulle competenze di base della popolazione adulta, perché poi tu hai anche i giovani adulti, gli adulti che possono andare in un loop negativo, e se pensiamo in un'ottica anche di prevenzione
futura, no? Per quanto riguarda le capacità di formazione permanente, di aggiornamento continuo, cioè se tu vai fuori circuito dopo non recuperi più, quindi per prevenire ulteriore dispersione dei giovani adulti e più avanti. Questo è un tema, qui il ruolo del CPA e di altri può essere importante. E poi l'ultimo, che è quello politicamente più difficile finora, che è quello della governance integrata, cioè ognuno fa nel suo piccolo meglio che può, non c'è una regia, quindi ci vuole una strategia nazionale. Sono state nelle precedenti proposte fatte al Parlamento, state previste delle forme di coordinamento, di regia, eccetera. Poi c'è tutto il tema dell'interoperabilità dei dati, cioè le banche dati sono sfilacciate, no? E non, ecco, quello è un lavoro anche dal punto di vista informatico. Il PNRR permette una cosa di questo genere qui. E poi tutto il tema che avete sottolineato anche voi, ovviamente, che riguarda poi l'intervento sugli insegnanti, sugli operatori e poi a sostegno dei progetti. La roba che abbiamo visto abbastanza deludente in tante pratiche anche interessanti, non c'è rendicontazione, ma no quella che fa impazzire le segreterie delle scuole, cioè, non si va mai a vedere se le cose hanno funzionato. Abbiamo fatto un'indagine questi anni per gli interventi nel sud, abbiamo fatto fatica a trovare le carte noi, abbiamo analizzato 1000 progetti con effetti sulla dispersione che avrebbero dovuto avere effetti, no? Non abbiamo trovato neanche le relazioni finali per dire tu hai previsto un target di, non so, 1000 interventi, li hai fatti o no? Quindi non c'è neanche quello, si può dire ma quegli interventi sono stati efficaci, non c'è proprio nessuna traccia, no? A distanza di tempo c'è qualcosa. Questo per esempio è un altro difetto italiano, non c'è un accidente di valutazione sugli effetti da cui dopo non si impara niente, insomma. Ecco, questo si possono fare, abbiamo fatto delle proposte. Ecco, finisco qui per dire il tema dell'alleanza, la scuola da sola ovviamente non ce la fa, ma la scuola ha un ruolo decisivo importante, soprattutto là dove non c'è niente, insomma, in alternativa. Ho letto con piacere, e chiudo, anche l'ultimo lavoro che è arrivato da Save the Children, no? Sul fare didattica inclusiva nel contrasto alla dispersione qualche settimana fa, e loro hanno messo 8 linee di intervento, queste più interne alla scuola. A grandi linee mi sembra che siano molto, molto vicine a quelle che abbiamo proposto noi, insomma, no? Promuovere didattica inclusiva, ripristinare il nesso tra scuola e vita, rendere l'apprendimento un percorso cooperativo, valorizzare le differenze individuali, promuovere la valutazione formativa, potenziare i percorsi di apprendimento, valorizzare il ruolo dell'extra scuola in queste attività, formare i docenti e sostenere l'innovazione didattica, promuovere le competenze socioemotive, per dire, mi pare che sono tutti elementi che poi troverete anche nel rapporto. Grazie.